Bentrovati telespettatori di 7 Gold con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. È stata una domenica importante sia nel campionato di Serie D così come anche nel campionato di eccellenza. Ospite di questa puntata, mister Vittorio Iemma. Ciao Vittorio, ben trovato. Buonasera Ettore, grazie. Sei un allenatore in attesa di panchina. Sì. La scorsa settimana, anzi 2 settimane fa, abbiamo avuto ospite Sebi Catania che subito dopo ha trovato panchina, di buon auspicio anche per la tua presenza qui. A voglia, mi auguro che tu fai questa doppietta. Incrociamo le dita però. Le dita. Che campionato di Serie D hai visto sin qui? Un campionato di Serie D che finalmente parla siciliano, tranne l'incomoda Vibonese che si trova in mezzo, no? Però felicemente parla siciliano perché guardiamo 10 squadre. Non solo 10 squadre, ma se guardiamo la classifica abbiamo nelle prime 7-8 posizioni, abbiamo, a parte la Vibonese, poi sono tutte siciliane. È vero, e finalmente dopo tanti anni vai a guardare le prime giornate, guardi giù nella zona calda e non c'è una siciliana. Già per me questa è una cosa molto importante. È un campionato particolarmente interessante perché anche il tasso tecnico è altissimo, con squadre che hanno investito veramente tanto per raggiungere la Lega Pro. Per quanto ci riguarda, quindi per poi andare a completare il discorso delle siciliane, evidentemente il Trapani ha allestito una rosa, non una formazione, una rosa che punta evidentemente al salto di categoria, tra l'altro poi andando a prendere giocatori come Kragl che ha fatto la A e la B, ancora però in condizioni atletiche importanti, quindi non dei giocatori finiti. Certo. Non è solo lui, non è solo il Trapani, poi c'è anche il Siracusa, no? Ben preparato, il Siracusa, grande partenza. Tra l'altro, diciamo, tutti parliamo del Trapani, però in testa alla classifica in realtà c'è il Siracusa. È vero, è vero. Quindi c'è da fare i complimenti a Gaspare Cacciola, mi fa piacere per Gaspare. È vero. Siamo contenti perché il sincero. lavoro fatto quest'estate sta dando i suoi frutti. Sì, il lavoro sta dando i suoi frutti, vabbè, poi ha alle spalle una società seria. Io lo scorso anno a Siracusa ho avuto modo di lavorarci quasi vicino. Sì. Allenavi il Real Siracusa a Siracusa, allenandoci dopo di loro al De Simone, quindi inevitabilmente vivi un po' le sensazioni. Alle spalle una società importante, organizzata bene, ora accanto al presidente Montagno si è messo Ricci che ha tanto entusiasmo e tanto potenziale da poter fare nel calcio a livello economico, e poi non dimentichiamo che Salvo Castorina non è il primo arrivato. È vero. L'anno scorso è arrivato in corsa e ha portato la squadra in D, e quest'anno sta facendo al momento una grande D. Vediamo allora a questo punto il tabellino di questa quinta giornata del campionato di Serie D. Domenica si è giocata appunto la quinta giornata, si ritorna in campo tra l'altro proprio oggi, mercoledì. Ma guardiamo intanto i risultati di domenica. Città di Acireale batte Salluca 2-1, Siracusa Calcio batte LFA Reggio Calabria 2-1, Gioiese 1918 batte Locri 1-0, Nuovi Gea Virtus batte Portici 3-0, vittoria fuori casa per il Ragusa Calcio 3-1 contro il Real Casalnuovo, pareggio tra San Cataldese e Licata Calcio, Vibonese Calcio batte Castrovillari 5-0, FC Trapani batte Acragas 1-0, Città di Sant'Agata batte Canicattì 1-0. E come abbiamo detto poc'anzi, il Siracusa di Gaspare Cacciola attualmente è al primo posto. Siracusa Calcio 13 punti, FC Trapani con Vibonese Calcio 12, 9 punti per Licata Calcio e Città di Sant'Agata insieme all'Acragas, 8 punti il Canicattì, 7 punti il Nuovo Egea Virtus,
Con 6 punti Città di Aciriale, FC Lamezia Terme, Real Casalnuovo, Ragusa Calcio. 4 punti per il San Luca, Locri 1909 e San Cataldese, 3 punti per il Portici e la Gioiese 1918, chiudono la classifica LFA Reggio Calabria 1 punto ed il Castrovillari con 0 punti. Si ritorna in campo quest'oggi, eccolo qua il tabellino degli incontri. Castrovillari Acragas, Città di Sant'Agata Locri 1909, FC Trapani Real Casalnuovo, Gioiese 1918 San Cataldese, Licata Calcio Nuova Igea Virtus, Portici LFA Reggio Calabria, Ragusa Calcio Canicattì, San Luca FC Lamezia Terme, Siracusa Calcio Città di Aciriale, riposerà la Vibonese Calcio. Vittorio, iniziamo da questa Città di Aciriale, una squadra che comunque sembra quadrata abbastanza per fare un campionato certamente in sicurezza. Può aspirare ai playoff? Ma sì, io secondo me la Serie D nelle ultime stagioni ci ha dato un dato certo, che è vero che si è sempre parlato della squadra di turno che ammazzava il campionato, in realtà nelle ultime 3-4 stagioni così è stato. Quest'anno credo che potrebbe essere il Trapani, magari non come magari ha fatto il Catania, però sicuramente sarà quella la squadra da dover battere, ma il campionato di Serie D ci ha fatto vedere pure che poi la continuità, il lavoro e la compattezza ha pareggiato molti livelli tecnici e ha fatto venire fuori squadre che hanno fatto degli ottimi campionati. Può servire il ritorno di Mister De Sanzo? Stavo dicendo questo, il ritorno del Mister, che è uno che conosce molto bene la categoria, è di tanta esperienza, conosce già la piazza Aciriale, i tifosi lo conoscono abbastanza bene, può sicuramente portare un discorso di continuità che poi si può tramutare in un discorso di playoff, perché come dicevo prima, nelle ultime 3-4 stagioni chi ha avuto continuità nel girone di ritorno inaspettatamente poi si è trovata lì quarta, quinta, terza, certo, a lottare. Sesta a lottare per un posto playoff, vedi il Licata, vedi il Sant'Agata. Valutando tra l'altro che sappiamo benissimo la situazione della Ciriale quest'anno aveva già dei problemi anche per l'iscrizione, poi è arrivata questa nuova cordata, ha un po' risollevato l'ambiente e galvanizzato anche dal ritorno di De Sanzo ha credo fatto una bella rosa che può certamente, dico, salvarsi tranquillamente. Sì, secondo me sì, non c'è a mio parere un pensiero di rischio di non salvarsi, questo no. Chiaro che ci deve essere pazienza da parte, e attenzione, pazienza da parte dei tifosi e poi attenzione che non mancherà sicuramente perché c'è uno staff tecnico importante e sanno benissimo cosa fare. Parliamo invece adesso di questo Siracusa, hai già anticipato che lo trovi sicuramente un team interessante, Gaspare Cacciola ha in mano una bella macchina, l'ha oliata per bene già da quest'estate e adesso sta raccogliendo i suoi frutti. La vittoria di Reggio Calabria non penso che sia un caso. No, sicuramente è una partita da due letture. Perché sicuramente ha preso 3 punti in un campo che diventerà difficile. Oggi paradossalmente è una delle squadre che con più facilità magari possono non indovinare la partita per ovvi motivi. Anche perché poi debbono recuperare tante partite durante il corso della settimana. Ora è chiaro, lo stanno facendo per il titolo, lo stanno facendo per mantenere questa Serie D e per mantenere Reggio Calabria e quindi la regina lì, ma non è una situazione simile al Palermo di 4 anni fa in fotofinish e parte per la D, il Catania in fotofinish, questo è un altro tipo di discorso. Quindi 3 punti importanti sì, ma su un campo che oggi secondo me non sarà difficilissimo espugnarlo fra un mesetto e allora già inizieremo a vedere cose diverse. Sarà diverso. Guardiamoci il servizio, la vittoria del Siracusa 2-1 contro l'LFA Reggio Calabria. È una vittoria importante, una vittoria che ci dà morale, sofferta, ma sicuramente di grandissimo spessore e di grandissima personalità. I ragazzi l'hanno interpretata benissimo, oggi non era facile, loro trascinati da questo pubblico hanno dato l'anima fino all'ultimo minuto. Noi siamo stati bravi ad approfittare delle nostre occasioni, forse potevamo chiuderle anche prima, questo è il solito aspetto da andare a migliorare, però non posso che ringraziare tutto il gruppo
e in modo particolare chi è entrato dalla panchina e chi è entrato in tribuna. Stiamo crescendo sempre di più, dobbiamo continuare con questa umiltà e con questa voglia per tutte le partite. Sì, sicuramente un ruolino di match è importante, non si ottengono 4 vittorie consecutive, soprattutto qui a Reggio Calabria, se non hai condizioni fisiche e mentalità. Siamo sulla strada giusta, l'ho detto la settimana scorsa, però con grandissima umiltà e con i piedi per terra dobbiamo continuare a lavorare per come stiamo facendo. La Ciriale è una squadra tosta, il mister De Salcio fa giocare le sue squadre in un modo molto aggressivo, molto compatto e perciò lo dobbiamo preparare già da domani, perciò non si fa in tempo a gioire di questa bella vittoria che già da domani saremo al De Simone per preparare questa ulteriore partita casalinga dove sicuramente ci sarà da soffrire, dove il nostro pubblico ci potrebbe trasportare e trascinare verso quello che potrebbe essere un ulteriore passo in avanti. È sempre stato, almeno per quello che riguarda la mia gestione, l'ho sempre detto, i nostri tifosi ci hanno sempre spinto per quelli che sono stati i nostri successi passati e penso che continuando con questa sinergia si potrebbe raggiungere anche qualcosa di inaspettato. Abbiamo lavorato sia quando avevamo la palla che quando non l'avevamo nella stessa maniera della scorsa partita. Semplicemente oggi avevamo la palla di meno rispetto all'ultima gara, quindi c'era da correre, si andava più in affanno, quindi ci faticavamo poi a rimetterci velocemente in posizione e quindi questa ovviamente è una cosa che un po' abbiamo sofferto. Anche la forza dell'avversario era anche diverso, quindi in questo senso abbiamo avuto delle difficoltà, però una squadra come la nostra che incontra la prima in classifica, che al primo tempo crea 3 palle, 4 palle, 3 palle pulite, insomma, per far gol non sono male, è poco, però la crescita ci sarà, questo è sicuro. Quello che dispiace è ovviamente perdere punti e soffrire in questo momento dove magari avevamo anche bisogno anche un po' di fortuna, in questo senso non siamo stati fortunatissimi. Lo scorso anno è stata la rivelazione, parliamo dell'Ocri 1909, quest'anno qualche problema, non è facile ripetersi, soprattutto in Serie D. No, non è facile ripetersi, ritorno al discorso di prima, lo specchio della Serie B è che chi non è ben attrezzato soffre e cala a picco. Chi ha un'ossatura che ti permette di poter fare la D da qualche anno, magari costruita negli anni, costruita negli anni, vedi per esempio Licata, secondo me stanno facendo un ottimo lavoro. È vero, hai detto bene Vittorio. Perché Licata è diventata una squadra anno dopo anno. Non dimentichiamo che il Licata, prima che dell'avvento di Enrico Massimino, il Licata, ricordiamoci che era non più il Licata a cui noi eravamo abituati e conoscevamo, ma si era parlato di non calcio, si era fatta della promozione, dell'eccellenza. Oggi il Licata è diventata una realtà stabile in Serie D, hanno Pippo Romano che sta facendo un gran lavoro e quindi hanno poi diciamo, una base che se si vuole si potrebbe anche usare. Che viene sempre integrata anno dopo anno da giocatori nuovi che plasma per bene lo stesso Romano. Sì, va bene, il mister in Serie D è uno dei più esperti, quindi diciamo che non è una sorpresa che lui riesca a fare un buon lavoro per quanto riguarda il mio pensiero. Dall'altra parte ti dico che evidentemente riuscire questo tipo di discorso lo puoi fare quando tu hai un'ossatura che ti viene dietro e poi sai gli inserimenti dei nuovi vengono molto più facile e più semplici. Guardiamoci il servizio, la vittoria proprio della Gioiese in casa dell'Ocri 1909. La Gioiese si impone all'Ocri e conquista i primi 3 punti della stagione. Arriva come una beffa il gol di Sofrà e nel quarto d'ora rimanente i padroni di casa non riescono a pareggiare la partita. Bottino pieno dunque per i viola di Gioia Tauro, cauti ma volenterosi, senza un baricentro che pesasse sul reparto offensivo, ma con la costanza di aspettare, per dirla alla Caridi, quei 5 uomini in aria e una palla messa in mezzo per il colpaccio del giorno. Nei minuti precedenti il Locri bersaglia la porta esterna ma trova sempre Ianni, quell'indimenticabile ex dalle grandi prodezze che hanno fatto della passata stagione un secondo posto storico.
I ragazzi di Panarello iniziano a competere davvero a frazione inoltrata, con un doppio affondo rifinito da Diakate. Prima di allora un tentativo di conclusione per parte, con i numeri 1 a fare sfoggio di presenza. Dopo 8 giri di lancetta, il Locri perde Marin e Panarello immette De Leonardis in qualità di mezzo sinistro a fare da specchio a Bova. Sono Bruzzese e Catalano ad assistere lateralmente la punta ivoriana. Caridi invece mette benzina alle fasce con De Marco e D'Aleo, mentre Toschi ci impazza nel centrocampo, negando il riferimento agli avversari ma fornendo doppio supporto ai compagni. Al 27esimo è una palla lunga di Capitano Aquino a filtrare oltre la mischia per cercare l'estremo catalano, allungatosi invano oltre la difesa viola. 5 minuti dopo il Locri imposta un'azione veloce sulla destra, tra gli spazi stretti il dialogo continua fino a scaricare una bordata, neanche il tempo di memorizzarla che sulla sinistra nasce un nuovo input per i piedi del 2003 De Leonardis, cerca il palo opposto ma Ianni si stende fino a smanacciare. Dall'angolo trasformato nasce il suggerimento per lo stacco di Ouattara con palla che finisce sul fondo. Al 38esimo torna De Leonardis, la performance è breve con spizzata e palla a fil di palo. Al 43esimo e al 45esimo del primo tempo il confronto si espleta alla pari. Prima Aquino imposta un contropiede comodo a cui Catalano imprime l'accelerazione. Prova la conclusione ma è più concreta quella di Bova, il cui mezzo diagonale impegna Ianni. Poi, dall'altra parte, Guicciardi a disegnare il cross perfetto per il colpo di testa in tuffo di De Marco, con palla fuori dallo specchio. Dopo 11 minuti della ripresa, i 2 colpi di Ouattara sono troppo prevedibili per Ianni. Diakate prova a rimediare al 15esimo, raccogliendo quanto proposto dalla bandierina. 5 minuti dopo Catalano naviga a vele spiegate. La conclusione è una bordata che gli costa uno sforzo da risentimento muscolare, costretto ad uscire. Dopo l'ennesimo errore su palla fatta spiovere in aria, la gioiese capovolge il fronte d'azione e mette in mezzo una palla da cui Sofrà trae il segmento vincente e 0-1. Al 38esimo Buzzi, al 42esimo ancora Diakate e al 43esimo la ditta Aquino Greco nega il raddoppio a De Marco. Il Locri non si arrende fino al triplice fischio quando persino Lanziani si trasferisce in aria per colpire di testa. Parliamo adesso della nuova Egea Virtus, partenza ad handicap, qualche sconfitta di troppo, però è anche vero che Ferrara i punti li fa e in casa fare punti vuol dire certamente fare un passo avanti per una salvezza tranquilla. Diciamo che le ultime 2, se non sbaglio, sono 6 gol fatti e 0 subiti. Sì. 0-3 fuori casa e 3-0 in casa. Che dire? Nulla. Ottimo, ottimo, considerando che siamo all'inizio. Sì, quinta giornata, ancora presto. Ha evidentemente cancellato la mini falsa partenza, perché comunque è stata una mini falsa partenza. Sì. E sono contentissimo perché abbiamo bisogno in Sicilia che il calcio diventi una realtà più importante e che non abbia solo come punti di riferimento Palermo e Catania. E poi dalla sua, sai benissimo, la nuova Egea Virtus per storia chiaramente non è seconda a nessuno, no? Ma non c'è dubbio, il discorso sarebbe più ampio, perché ieri sera per esempio a cena con degli amici calciofili si parlava proprio, si facevano dei paragoni, piazze come Cireale, sì, come Marsala, Mazzara, Caltanissetta, Agrigento, Egea Virtus e Barcellona Pozzicoto, queste sono tutte realtà che al nord sono in Serie C, sono in Lega Pro, sì, e alcune addirittura sono in B, perché hanno, diciamo, i giganti, quindi il nostro Palermo e il nostro Catania, che sono tutte in Serie A, e quindi ovviamente poi è tutta una cosa di proporzione. Alimentavano certamente queste piccole, chiamiamole piccole realtà, che poi sì, piccole ma se tu non ti ricordi erano. quando noi avevamo Palermo, Catania e Messina in Serie A, queste piazze di cui io ti parlo, dove erano? Erano tutte in C2. Sì. Erano tra la D e la C2, ma non si parlava di eccellenza, addirittura in alcuni casi promozione, o cose di questo tipo. Erano altri tempi. Erano anche altri tempi, però è un peccato perché sono tutte, hanno delle strutture che, se riprese in una certa maniera, possono diventare stadi veri, accoglienti e belli. Perché se noi andiamo a vedere una partita, il Brescia fa la A e la B con i tubolari, con le grigliate montate con i tubolari. E soprattutto non riempiono gli stadi come succede in Sicilia. Assolutamente no. È vero. 2.000-3.000 persone. Io, se non sbaglio,
domenica ad Agrigento c'erano 5.000 paganti, 6.000 paganti. E sono numeri, soprattutto perché parliamo di un Bene, campionato di Serie B. Ferrara, sono contento, ripeto, per tutte le siciliane, punti importantissimi che si ritroveranno alla fine. Un Ragusa che non ti aspetti, sbanca un campo difficile, quello del Real Casalnuovo. Attenzione, un Real Casalnuovo che comunque ha una tradizione extrafragolese. Sì, non te lo aspetti, è vero, però devo dire che io ho avuto modo di vedere giocare il Ragusa. Mi è piaciuto anche a me, l'ho visto. E nonostante quando io l'ho visto abbia perso, io devo dire che ho visto una squadra interessante. Ignoffo sta facendo un bel lavoro, eh? Ho visto una squadra interessante, una squadra ben messa in campo. Devo dire che sinceramente sì, il mister Giovanni sta facendo un grande lavoro, però devo dire che ho visto una squadra che va a 200 km/h, vanno più forti degli altri. È vero, Questo momento, e questo li mette in condizioni di poter sfruttare prestazioni che li mettono in condizioni di poter poi magari fare grandi vittorie come questa, oppure qualche sconfitta, o qualche sconfitta dove però hanno messo in netta difficoltà, per esempio la partita da Agrigento con l'Agragas, loro hanno che poi non è stata Agrigento, hanno sfoderato un'ottima prestazione, come hanno giocato molto bene a Siracusa, e sono usciti però da entrambi gli incontri con 0 punti, quindi bene il Ragusa. Bene Ignoffo, sentiamoci proprio Ignoffo al termine di questa bella vittoria in casa del Real Casalnuovo. Un allenatore ovviamente prepara sempre la partita per il massimo, è ovvio che ci tenevamo a fare bene perché probabilmente in questo avvio di stagione abbiamo raccolto meno rispetto a quello che meritiamo e sicuramente era importante perché quando vieni poi da 2 sconfitte non è facile dare forza attraverso i risultati ai ragazzi sul lavoro che stai facendo, indicando appunto quello che è il percorso giusto, e il percorso giusto poi te lo danno i risultati. Volevo aggiungere a questa, prima che comunque dimentico, e ringraziare la società del Casalnuovo per l'ospitalità data e per quello che ci hanno messo a disposizione su tutto, in primis il presidente Stompanato e poi tutti i ragazzi della dirigenza. Real Casalnuovo è una squadra che gioca molto bene a calcio, ha una sua identità, una sua filosofia che piace molto, sono sicuro che farà il suo percorso attraverso poi ovviamente quello che sono i risultati, mi auguro, perché tra le altre cose hanno anche degli elementi importanti per la categoria e sono sicuro che da qua alla fine troveranno quello che è il filo conduttore per poter trovare il loro obiettivo nella loro classifica. Parlavamo del Licata, sono già partite le immagini della partita terminata 0-0 contro la San Cataldese che ha resettato dopo le dimissioni di Infantino. Un altro punto importante dopo la vittoria fuori casa 7 giorni fa contro un Licata che probabilmente insomma ha un po' rifiatato? Ma no, io la partita non ho neanche riferimenti alla partita, quindi non posso darti le considerazioni precise, però quando tu non hai, diciamo, la Serie D purtroppo ti metti in questa condizione, perché sì, è vero, parliamo dei playoff, però parliamoci chiaro, i 2 obiettivi sono, gli unici 2 obiettivi della D sono o arrivare primi o salvarti, punto, sì. stop. Quindi ci stanno, secondo me, durante la stagione. Poi quindi allora tu mi vuoi dire che in poche parole in questo momento il Licata deve identificare un po' il suo percorso, o cercare di vincere il campionato o cercare di salvarsi? Quello con tutto il rispetto per il Licata, diciamo, non credo che sia nelle corde del Licata, ma per una questione di obiettivi prefissati all'inizio della stagione. Poi attenzione, i miracoli, tutto può succedere, tutto può succedere, ne abbiamo esempi all'infinito, e questo è un altro tipo di discorso. No, voglio dire che allora, quando fai un certo tipo di campionato fai un certo tipo di lavoro, e allora io perché ho detto non ho visto la partita e non ho considerazioni, perché magari ci sono delle situazioni in cui gli allenatori, come per esempio Pippetto Romano a Licata, si trovano in situazioni dove lavorare, plasmare i giovani, nuovi, vecchi, creare anche, lavorare per il futuro, a volte ti mette in condizioni di fare
piccoli esperimenti che poi magari puoi ripagare con 1-0 in casa. Dico, questa è un'ipotesi che io sto No, ma mettendo credo che come la stai leggendo considerazione. bene, soprattutto questa partita contro la San E Cataldese. di conseguenza una squadra come il Licata e la dimensione che ha in questo momento come obiettivo in campionato, tra virgolette, se lo può anche permettere. E quindi non c'è nulla Non c'è crisi, per fortuna. No, assolutamente, Assolutamente. no. Assolutamente no. Chi sta andando bene certamente la Vibonese Calcio, 5-0 contro il Castrovillari. Crisi impressionante a Castrovillari, non dico che hanno già rinunciato alla stagione, però certamente Stanno facendo fatica evidente. Tra l'altro mi sembra che sono 4 sconfitte. sono 4 sconfitte e hanno già riposato, quindi ufficialmente hanno già 5 Quindi partite. già c'è una strada molto molto in salita, poi ora incontreranno ostacoli importanti di squadre agguerrite, quindi non la vedo bene sicuramente in questo momento il Castrovillari. Vedremo come andrà a finire, ma adesso parliamo subito del big match tra Akragas ed FC Trapani. Vittoria per la squadra di Alfio Torrisi, vittoria risicata 1-0 con tante polemiche su un calcio di rigore dubbio, almeno questo hanno dichiarato i dirigenti, ma soprattutto l'allenatore dell'Akragas, mentre invece dalla parte trapanese c'è contentezza per questo ennesimo risultato positivo che lancia ancora di più questa squadra trapanese nelle zone altissime della classifica e volendo con una partita in meno rispetto al Siracusa. Sì, non solo una partita in meno, diciamo che c'era anche da considerare che il Trapani ha vinto di queste partite vinte, ha vinto le ultime 2 che erano quelle veramente più difficili per il Trapani. Io credo che le vittorie precedenti sono vittorie che ci stavano, ci dovevano essere. Per la potenza della rosa del Trapani. Sicuramente è stato molto importante battere 2-0 in casa la Vibonese e andare a prendere 3 punti ad Agrigento oggi non è facile. È stata una partita tosta, una partita dove il Trapani a mio parere ha pensato prima a evitare di prenderle e poi magari a pensare di poterla vincere. Era un Trapani diverso rispetto a quello che In attesa. normalmente abbiamo visto. Il gioco di Torrisi è sempre un gioco d'attacco, era un po' invece in questo caso Può anche stare, c'è anche l'avversario. particolarmente attento anche agli avversari. Sì, ma c'è anche l'avversario, a volte è anche l'avversario che poi ti mette in condizioni magari di cambiare atteggiamento. Guardiamoci le interviste post partita, vittoria dell'FC Trapani ad Agrigento contro l'Agras 1-0. Una gara difficile, complicata, in un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. Sapevamo che la partita era una partita tosta, una partita difficile. Abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato e che sapevamo da affrontare. L'Akragas ha fatto la partita che noi pensavamo che avrebbe fatto. Una partita dove le occasioni da gol non ne abbiamo avute realmente né noi né l'Akragas, una partita dove si è giocato tanto sulle seconde palle, sull'aggressività, sul ritmo. Paradossalmente le uniche azioni importanti le abbiamo fatte noi alla fine, una su calcio di punizione, una con Samaché che ha concluso prendendo il palo esterno e un'altra alla traversa che, se non ero, ha preso, mi sembra, Andrea. Però tutto questo negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, la partita bloccata a centrocampo, una partita che non riusciva ad avere sviluppi fluidi né per noi né per gli altri e quindi va bene, ripeto, non voglio cercare alibi perché le partite vanno gestite come è giusto che sia e la squadra deve adattarsi alle situazioni che ci sono. Un ambiente caldo contro una grande tifoseria, sapevamo che era dura, l'Akragas ha fatto la sua partita, noi ci siamo adattati. La cosa importante è quando una squadra deve fare cose importanti in un campionato deve sapersi adattare alla gara. Noi l'abbiamo fatto, siamo stati magari più cinici e più fortunati e l'abbiamo portata a casa. Però devo fare i complimenti all'Akragas perché ha battuto colpo su colpo, ci ha dato filo da torcere, ha giocato la sua partita come d'altronde ci aspettavamo e comunque non è una novità perché se questa squadra nelle ultime 3 partite ha preso solo un gol e ha preso in 4 partite solo un gol, fra l'altro oggi sul calcio piazzato ci sarà un motivo. Quindi quando io in conferenza stampa ho detto il coefficiente di difficoltà era altissimo, oggi c'è stata la dimostrazione. Io sono d'accordo fino a un certo punto perché secondo me l'Akragas meritava qualcosa di più del pareggio. Fino allo 0-0 io
in panchina aspettavo soltanto che la mia squadra facesse gol, invece poi in maniera assurda e incredibile abbiamo subito il rigore. Se volete non ne parliamo, se volete invece diciamo la verità e diciamo che è stata una cosa assolutamente assurda quella che abbiamo subito oggi. Passare svantaggio in quella maniera ha compromesso l'intera gara. L'Agragas ha avuto il predominio del campo, ha avuto tatticamente ragione su tutte le zone di campo, su tutti i reparti, per cui credo che oggi se ci fosse una squadra che meritasse davvero, credo che fosse semplicemente l'Agragas. Ripeto, se poi non viene dato un rigore all'Agragas sullo 0-0 netto e viene dato un rigore assolutamente inesistente al Trapani, allora poi lì andiamo inevitabilmente a parlare di un'altra partita. Lo continuo a ripetere, se volete non parlo degli arbitri e continuiamo a fare l'ipocriti, oppure io parlo e vi racconto la verità e racconto la partita come realmente è andata. Io ho visto oggi una grande squadra che è stata l'Agragas, ha avuto negato sullo 0-0 un calcio di rigore, io aspettavo soltanto che segnasse la mia squadra e invece ne ha subito uno inesistente. Dopodiché se voi dovete, o qualcun altro purtroppo, se deve portare a casa le dichiarazioni che gli fanno comodo di dire completamente il contrario perché si è vista un'altra partita, allora d'accordo. E chiudiamo il tabellino del campionato di Serie D parlando della città di Sant'Agata che pian pianino, domenica dopo domenica, risale in classifica, vittoria fuori casa contro un Canicattì certamente interessante perché proprio nelle ultime settimane la squadra di Pitatella aveva dimostrato di avere una certa forza ed una certa personalità. Vabbè, rispecchia quello che è Orazio. È vero. E quindi non mi sorprende sentire che il Canicattì abbia queste caratteristiche. Però cadere in casa è un piccolo problema, no? È un problema sempre, il cadere in casa non fa mai piacere a nessuno. Però poi chiudendo il discorso si ritorna a Orazio che avendo continuità tecnica come Pippetto Romano secondo me può anche lui continuare a fare un buon lavoro e portare all'obiettivo della salvezza che è quello del Canicattì. Abbiamo dunque concluso la prima parte della nostra trasmissione, rimanete con noi, breve spazio pubblicitario e subito dopo parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Vi ricordo l'appuntamento del mercoledì alle ore 13 in diretta e poi in replica la sera alle 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Una trasmissione che potete anche seguire attraverso il canale Smart TV della stessa piattaforma 7 Gold, naturalmente sintonizzandovi sul canale 15 sempre del digitale terrestre. Seconda parte, partiamo subito con il campionato di eccellenza e partiamo con il girone A. Anche qui si è giocata la quarta giornata, subito il tabellino dei risultati. Nisse FC batte Profavara 3-2, Mazara 1946 batte Accademia Trapani 3-1, pareggio tra Aspra e Folgore Castelvetrano. Casteldaccia batte Castellammare 1-0, Geraci Don Carlo Misilmeri 1-1, Mazara Super Giovane Castelbuono 1-1, Oratorio San Cile San Giorgio batte Fulgatore 5-0, Athletic Club Palermo batte Unitas Sciacca 2-1. Accoppiata in testa nel girone A del campionato di eccellenza, eccola qui la classifica. Athletic Club Palermo e Nisse FC con 12 punti, 10 punti per il Mazara 46, 7 punti Pro Favara, 6 punti Super Giovane Castelbuono e Folgore Castelvetrano, con 5 punti Aspra, Castellammare, Accademia Trapani, 4 punti Oratorio San Cile e San Giorgio e Don Carlo Misilmeri, 3 punti per Casteldaccia, Unitas Sciacca e Fulgatore, 1 punto Mazara e Geraci. Partiamo subito da questo big match, una Nissa che soffre, però alla fine vince una partita fondamentale anche per il suo proseguo di campionato. Batte un Pro Favara certamente forte. Sarà una sfida sino alla fine, io credo. Tra queste due, sicuramente c'è l'Atletico Palermo che è stato allestito per fare un campionato importante, non immaginavo sicuramente di trovarlo in testa alla classifica sino ora o comunque quarta giornata, fino alla fine, 12 punti. però sicuramente sulla carta era una squadra che farà un campionato ad alta classifica. Per il primo posto evidentemente si sono incontrate due squadre importanti, due squadre che in eccellenza per caratura e qualità tecnica non hanno nulla a che vedere, ma guarda, è difficile dire chi tra le due è più favorita perché sono state allestite entrambe per vincere il campionato e hanno entrambe secondo me la rosa per poter arrivare prime. È chiaro che sarà una a poter salire, quindi sicuramente vedremo a mio parere una lotta sino alla fine. Su questo non c'è dubbio. Riuscire a dire oggi chi può avere un vantaggio è ancora presto. Continua a sorprendere invece questo Athletic Club Palermo, ex Resuttana, che sbanca Sciacca, dove tra l'altro è arrivato anche l'esonero di mister Bonfatto. Sciacca, piazza importante, squadra fatta bene, una squadra che sicuramente potrà lottare per i playoff, però bisogna anche andare a guardare che non è un alibi assolutamente. Certo. Però lo Sciacca ne perde 3, ma perde con Nissa, Pro Favara e Atletico Palermo. Ma se noi queste 3 sconfitte le andiamo a spalmare tra vittorie e pareggi con squadre alla tua portata, e allora poi le puoi digerire. Oggi purtroppo si vanno a inanellare e vanno a creare tutte insieme vanno a creare evidentemente una situazione pesante, non c'è dubbio. Però, signori miei, ha perso contro 3 squadre che faranno... Attualmente sono le più interessanti di questo girone. 2 sono una certezza. L'Atletico Palermo sembra che stia diventando una certezza. Ecco, parliamo proprio di questo Athletic Club Palermo, perché è stato costruito con intelligenza, in silenzio, con un gruppo squadra certamente guidato da uno staff dirigenziale di grande qualità, gestiranno il campo di capaci, quindi hanno un punto dove potersi allenare e costruire un settore giovanile che già è importante. Questi sono punti di partenza secondo me fondamentali per far arrivare questa realtà a ridosso anche della Lega Pro, quindi prossimamente con un progetto di Serie D. Ma non solo, io dico che se... Poi magari è un programma che c'è dietro e non lo sappiamo, no? Ma con i programmi che ci sono nel Palermo Calcio e quindi con il City Group,
evidentemente potrebbe diventare, oggi abbiamo visto che ora abbiamo anche l'Atalanta Under 23, sì. Questa è una cosa che diventerà fra 10-15 anni come la Spagna. Cioè, io credo che poi la Serie C sarà quasi completamente assorbita dalle seconde squadre dei grandi club e di qualche piazza importante. E trovarsi al posto giusto nel momento giusto potrà magari determinare una scelta Palermo, a favore di questo Athletic Club Palermo. Potrebbe essere, sicuramente potrebbe essere, non c'è dubbio. Tra l'altro sono stati anche bravi, progetto importante perché hanno coinvolto Sant'Anna, poi sino all'anno scorso c'era Matinella ancora in mezzo alla difesa a Milazzo, partitone, tanta roba, oggi è diventato direttore, ma esempi ne abbiamo. Potremmo fare tantissimi esempi. Il vecchio stampo. Adesso voltiamo pagina e parliamo subito del girone B. Anche qui quarta giornata, subito il tabellino dei risultati. Milazzo batte Leonzio 1909 3-1, Mister Bianco 2011 batte Nebros 2-1, vittorie fuori casa del Paternò 5-1 contro il Real Siracusa Belvedere. Anche il Mazzarone vince fuori casa contro la Rocca Acquedolcese 5-1. Enna Calcio batte Santa Croce 2-0, Imesi Atletico Catania 94, Messana 1966 0-0, Ionica FC Città di Gela 0-0 ed infine Leonfortese batte Modica Calcio 2-0. Qualche risultato a sorpresa, soprattutto la sconfitta del Modica Calcio. Guardiamo la classifica. Modica Calcio raggiunto in vetta dall'Enna Calcio, adesso entrambe con 9 punti. 7 punti per Mazzarone Calcio, Paternò, Mister Bianco 2011, Nebros e Città di Gela. Con 6 punti Real Siracusa Belvedere Leonzio 1909, 5 punti per il Milazzo, 4 punti Leonfortese Ionica FC, 3 punti per il Messana 1966 con l'Imesi Atletico Catania 94, 2 punti per Rocca Acquedolcese e chiude la classifica il Santa Croce con 1 punto. Un Modica che non ti aspetti, cade contro la Leonfortese, perde il primato solitario, rimane sempre in vetta con l'Enna Calcio, ma questo passo falso è un po' veramente inaspettato. Ettore, è ritornato un livello tecnico più che soddisfacente. Interessante. L'anno scorso devo dirti che alla fine del campionato con tanti allenatori amici ci dicevamo proprio che è stato divertente perché non c'erano partite scontate, divertente perché tu andavi a giocare con chi si trovava ultimo, penultimo, terzo in classifica, ma la partita la dovevi giocare, la dovevi sudare, non c'erano partite dove tu potevi fare goleade facili e quindi quest'anno è la conferma e la continuità di quello che c'è stato l'anno scorso. Quindi una Leonfortese che non ti aspetti. Allora, è un risultato evidentemente sorprendente, non te l'aspetti, però poi alla fine non lo vedi così fuori la logica, perché invece va a confermare il fatto che se non stai sempre sul pezzo rischi di perdere le partite. Anche con squadre dove sembra che la giornata sia più facile. È andata bene invece all'Enna, 2-0 netto contro il Santa Croce. Guardiamo il servizio. Le due sconfitte rimediate in pochi giorni contro Mazzarrone e Leonzio hanno dato gli anticorpi a questo Enna, che non può più fallire nella tortuosa strada verso un'eccellenza da protagonista. Allo stadio Gaeta, l'Enna di Mister Utro riceve un Santa Croce alla ricerca di punti salvezza e ancora a secco di vittorie. Il tecnico giallo-verde cambia qualcosa nel suo 11 iniziale, confermando Di Carlo in porta, Santonocito e Cannino sulle corsie laterali, Zappalà e Tosso al centro della difesa, Joao Pedro insieme a Sessa e Bassoli in mediana, Urso e Cocimano a rifornire Archen, terminale offensivo. Passiamo al film della gara. Ospiti che al 17esimo sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra spaventano la porta ennese. Sulla spizzata che attiva Prestigiacomo, poi Di Carlo viene caricato fallosamente. Enna che non riesce a imprimere ritmo, Cocimano e Urso non entrano nel vivo del gioco e allora il Santa Croce riparte in contropiede creando anche seri pericoli, come al 26esimo con il cross dalla destra, quasi dal fondo di Elton, col mancino, inserimento di Brian che esalta i riflessi di Di Carlo, il cui intervento salva lo 0-0.
Il leitmotiv dei primi 45 minuti non cambia e il Santa Croce taglia a fette il centrocampo dell'Enna. Al 33esimo break di Elton che conduce il pallone a sinistra per Camarà, cross al bacio per Brian che di testa colpisce il palo. Trema ancora la porta dell'Enna, ultimo brivido di una prima frazione di gioco non giocata bene dai ragazzi di Utro, che evidentemente negli spogliatoi si farà sentire. Nel secondo tempo cambia la musica, soprattutto l'approccio. Al quarto minuto sventagliata di Cannino, sponda di Archen, palla vagante, entrata imprudente di Prezzi Giacomo su Sant'Onofrio per il direttore di gara Paolo Arculeo di Catania e calcio di rigore. Dagli 11 metri va Salvo Cocimano, che però calcia alla sinistra di Eire, bravo nel respingere la sfera. Poi Archen ha la possibilità del tap-in che finisce alto. Utro modifica qualcosa, primo cambio al 51esimo minuto con Alessandro Randis al posto di Archen. Non cambia nulla tatticamente, soltanto il riferimento al centro dell'attacco. All'11esimo minuto la punizione di Cocimano è neutralizzata in presa sicura dal portiere. Al 13esimo, secondo cambio, esce Urso, entra Vitelli ed è proprio Vitelli subentrato che sblocca la partita. Il gol dell'1-0 in favore dell'Enna, un'iniezione di fiducia importantissima che sbroglia la matassa, togliendosi anche un po' di quella pressione addosso che le toglieva anche lucidità. Enna adesso in palla al 17esimo, Cocimano sul lungolinea di Vitelli mantiene in vita un pallone quasi perso, cross per Randis che si coordina ma non trova lo specchio della porta. Al 27esimo guizzo del numero 20 Alessandro Randis che caparbiamente si guadagna il calcio di rigore, il secondo di giornata, e dal dischetto si ripresenta Cocimano che con un dolcissimo cucchiaino batte il portiere. Sangue freddo a vendere per il numero 10 dell'Enna, Turi Cocimano, che porta a 2 le marcature ennesi mettendo in ghiaccio il match. Alla mezz'ora di gioco brivido corso dall'Enna e da Di Carlo che non trattiene il tiro velenoso di Di Perna, sfera che va sul fondo. Al 44esimo esce Cocimano applauditissimo dal proprio pubblico, entra Cristiano, nel recupero ci prova Vitelli, tiro largo, non succede più nulla fino al triplice fischio di chiusura. L'Enna ritorna al successo e in vetta alla classifica, complice anche il passo falso del Modica caduto a Leonforte. Può tornare a sorridere in vista di un gioco ancora più smagliante, 3 punti d'oro nel viatico verso la prossima impegnativa trasferta di Gela. Nelle zone alte di questo girone B del campionato di eccellenza vorrei parlare di questo Mister Bianco 2011, ex Motta. Devo dire che Di Mauro sta facendo un buon lavoro, vince una partita contro la Nebros, quindi una diretta concorrente per la zona playoff. È un po' esagerato parlare di playoff per il Mister Bianco 2011? Perché no? Io ti dico che loro hanno preso Daniele Scapellato, che io ritengo uno dei giocatori più forti della categoria. Suo fratello altrettanto, ora non so se stia giocando, se si è ripreso da un leggero infortunio eccetera. Lorefice, ottimo centrocampista. L'ossatura dello scorso anno. L'ossatura dello scorso anno, io tra l'altro loro sono l'ex Motta, sì. Io ai tempi quando li allenai avremmo fatto i playoff, poi il Covid vi fermò. Ma eravamo lanciatissimi, eravamo al terzo o al quarto posto, stavamo facendo un ottimo campionato, però c'era un'ossatura di ragazzi, una base di ragazzi che stava in promozione perché aveva fatto le scelte di vita, ma a livello di qualità era una squadra molto forte. Questo vuol dire che dunque questo Mister Bianco 2011 potrebbe dire la sua? Ma guarda, uno è una società di persone per bene, persone che amano il calcio, lo fanno con passione, quindi io lo auguro con tutto il cuore, ma sul serio. E poi perché no? Voglio dire, io ritengo che, ritorno al discorso di prima, quel discorso di livello tecnico che si è alzato, poi ti porta anche a un discorso che, se viene abbinato alla continuità, viene abbinato poi anche, sai, alla stagione dove trovi l'amalgama giusta nello spogliatoio con la società. Quell'equilibrio interessante. Ti può mettere nella condizione poi di ritrovarti a giocarti quel quarto, quinto posto che ti può far sognare, perché se poi non andiamo a vedere, parliamo sempre di quelle super attrezzate, però per esempio io ho fatto dei nomi,
che fanno parte dell'FC Mister Bianco, ma sono nomi importanti per l'eccellenza. Chiaramente. Quindi bene per il Motta, pure per il Mister Bianco, pure perché in un campionato così difficile, a mio parere, una neopromossa a 7 punti dopo 5 giornate, non dico che è salva perché è impossibile dirlo, ma sicuramente ha messo una grande fetta di punti importanti. Qualche secondo prima di chiudere lo voglio spendere con il Mazzarrone Calcio, vince contro il Rocca Acquedolcese, tanti punti in classifica, si sogna a Mazzarrone? Mazzarrone viene dall'ottima stagione fatta l'anno scorso, e poi devo dire che Mazzarrone là davanti c'ha Fichera, Leonardi, Bojan, Diallo. Tornando al discorso di prima, questi sono tutti qualità giocatori, e quantità. Poi in più c'è il lavoro di Gaspare Violante che sta venendo fuori, coadiuvato dal direttore Astorino, quindi bravi a loro veramente. auguro veramente bene. Complimenti, perché in questo momento sono in una posizione nobile, però non hanno bisogno chiaramente del mio consiglio, ma come Mister Bianco, loro e qualche altra, questi 7 punti li devono far diventare un macigno che gli deve dare sicurezza e non li deve far ammorbidire. Insomma, punti acquisiti nella parte iniziale della stagione che verranno utilissimi poi alla fine nel conteggio complessivo. Non c'è dubbio, perché poi alla fine, come si dice nel ciclismo, la finegnana poi inizierà a venire fuori. Mi piace questa tua definizione. Allora, siamo in chiusura, ma non abbiamo parlato di Vittorio Iemma. Vittorio Iemma va a vedere tante partite, vorrebbe ritornare in campo perché penso che ogni allenatore vuole assolutamente lavorare ogni stagione, trovando giustamente, chiaramente nel suo percorso qualche difficoltà. Ma è un campionato di Serie D o di eccellenza quello che ti interessa? Perché sappiamo benissimo ci sono molti fermenti in entrambe le categorie. Ma guarda, quello che mi interessa principalmente è trovare una situazione dove io possa lavorare con serenità. Guarda, l'anno scorso per esempio con Real Siracusa purtroppo dice: ma perché non sei lì? Non sono lì perché ci sono state tante situazioni che stiamo qui a raccontare, ma che non riguardavano né me né tantomeno la società, è vero. Altrimenti oggi saremmo ancora insieme. Quindi secondo me per un allenatore è importante, prima di guardare la categoria, il blasone, è importante prima andare a vedere con chi vai a lavorare. L'ambiente è fondamentale. L'ambiente è fondamentale. Poi ovvio che, Ettore, è il mio lavoro, quindi siamo pronti a qualsiasi situazione e a qualsiasi cosa che si possa prospettare, che sia Serie D o che sia eccellenza, ma che sia una situazione di lavoro importante. Allora io incrocio le dita per Vittorio Iemma, sperando che Penalty porti fortuna. Grazie. E grazie. Ci vedremo presto allora. Ancora per continuare a parlare di calcio dilettantistico? Ci vedremo presto per continuare a parlare di calcio e per commentare la mia partita. Speriamo bene. Grazie a Vittorio Iemma, ospite della puntata odierna di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Come al solito vi diamo appuntamento la prossima settimana, puntuali, sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold il mercoledì alle 13, ma siamo visibili anche sul canale 19 di TVM Palermo alle ore 21. E poi naturalmente potete seguirci in versione on demand sulla pagina Facebook Penalty oppure sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana.